Vittoria doveva essere, vittoria è stata quella dei gialloblu contro il Ragusa. Una buona prestazione quella degli uomini di mister Terranova contro una squadra coriacea piena di giovani che ha venduto cara la pelle. Alla fine dei 90 minuti i 3 punti sono meritati e i favaresi sono usciti dal rettangolo di gioco con gli applausi dei tifosi. Si è giocato in un clima surreale con la notizia del ritrovamento di Marianna Bello in mattinata che ha fatto passare in secondo piano una partita di calcio. Ed il Broccoleri ha voluto ricordare ad inizio gara la sfortunata mamma di 3 bambini vittima del nubifragio del 1° ottobre. Ritornando alla gara, le reti sono state messe a segno da Tripicchio su rigore, fischiato per un fallo di mano di un difensore del Ragusa, e di Leone con un gran diagonale. L'attaccante Retuseo ha entusiasmato con la sua esultanza la tribuna centrale, ma la troppa esuberanza è stata punita, come da regolamento, dal direttore di gara. Ma Favara vicino al gol è andato in diverse occasioni, anche con una clamorosa traversa di Tanasi Kosovan su punizione. Si tratta della terza vittoria in casa in campionato in 4 gare che adesso porta i gialloblu a ridosso della zona dei play-off. Non c'è tempo comunque di festeggiare, già oggi pomeriggio si ritorna in campo per preparare la difficile gara di Coppa Italia a San Cataldo, in programma mercoledì prossimo alle ore 15, partita secca e rigori in caso di parità dei 90 minuti. Ma seguiamo le interviste. Vincere fa sempre bene, segnare ancora meglio. Sì, sono contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria di squadra ci serviva molto. Ancora la classifica è molto corta, però questi 3 punti sembrano valer doppio. Sì, abbiamo battuto una concorrente, quindi è sempre bello vincere. Ci racconti un po', secondo te, la partita, che senso ha avuto? Sì, sapevamo che era una partita tosta, giocavamo su pari sporche, quindi abbiamo interpretato meglio come in settimana la partita. E poi è arrivato il tuo gol. Sì, sono contento, rigore trasformato, bello, dai. E adesso si prosegue, senza svelare naturalmente quelli che sono i vostri segreti, ma l'ambiente dello spogliatoio com'è? Sì, siamo sereni, dai, continuiamo a lavorare insieme allo staff, il mister, e continuiamo così. Mister, commentare una partita che si vince per 2-0, insomma, è sempre un bel commento. Sì, è meglio di non vincere, chiaramente. Avevo chiesto ai ragazzi di fare una prestazione di alto livello, era troppo importante e fondamentale oggi tornare alla vittoria per tante situazioni. Ci siamo riusciti, a prescindere poi dagli aspetti tecnico-tattici che sicuramente dobbiamo andare a migliorare. Devo fare complimenti a questi ragazzi che oggi hanno sofferto per raggiungere una vittoria che per noi è fondamentale. Certo, la classifica è ancora corta, ma questi 3 punti mi sembrano pesanti. Non credo che sia il periodo di guardare la classifica, non dobbiamo pensare di partita in partita. Oggi affrontavamo un avversario, un diretto concorrente per la salvezza, e oggi era fondamentale distaccarli. Ci siamo riusciti. Già da domani si comincia a preparare la prossima gara. Ogni tanto dalla panchina ti ho visto gridare un po' ad alta voce, che succedeva? No, cerco sempre di motivare i ragazzi, cerco sempre di dare le giuste indicazioni. È chiaro che loro vivono di sensazioni dentro al campo, io devo essere bravo a dare le giuste coordinate. E a proposito di sensazione, ma è stata una bella partita? È stata una partita sporca, una partita dove era troppo importante il risultato e quindi abbiamo un po' lasciato perdere quello che poteva essere il bel gioco, però ho visto che a sprazzi la squadra è riuscita pure a sviluppare delle manovre che avevamo preparato in settimana. Poi ci siamo un po' innervositi nel secondo tempo, paradossalmente dopo il gol ci siamo un po' abbassati, abbiamo rinunciato a giocare e quello non deve succedere, perché penso che avere la palla è sempre meno pericoloso di non averla, e quindi dobbiamo lavorare sotto questo punto di vista. Adesso è un Favara a misura Terranova o ci stiamo avvicinando? Non credo, non esageriamo. Quello di ieri è stato l'11° allenamento
che faccio con la squadra, e credo che per dare un'identità ci voglia un po' più di tempo, quindi siamo sulla buona strada. Oggi abbiamo cambiato qualcosa, nell'ultimo quarto d'ora abbiamo cambiato un cassetto tattico, quindi è una squadra che si applica, è una squadra disponibile. Ho detto a loro che io senza di loro sono nessuno.